Sergio Festa, primo tempo giocato alla pari, peccato per il gol allo scadere, secondo tempo il Valdagno ha preso il largo. Sì, penso che primo tempo abbiamo dimostrato che potevamo giocarci la partita, potevamo portare la partita a casa, siamo andati in vantaggio, avevamo studiato tutto nei minimi dettagli, e abbiamo tenuto fisicamente anche, forse dopo mentalmente abbiamo un po' mollato e ci siamo fatti un po' trascinare da qualche errore che abbiamo fatto, ma dobbiamo lavorare su questo aspetto qui perché è fondamentale capire che anche l'errore che fa parte della crescita non deve condizionare poi un'intera partita. È anche vero che il Valdagno gli errori li ha sfruttati tutti, gli errori del Sarzana, che poi non erano molti. Sì, effettivamente loro avevamo già visto in settimana sotto porta, sono letali, mettono la pallina sulla stecca, lo sanno fare bene, sono tranquilli perché sanno che lo sanno fare bene, hanno qualità e chiaramente una squadra così dinamica, tecnica, quando li lasci alcune situazioni poi diventano insomma, un po' difficili da coprire, l'abbiamo fatto bene, penso che fino a 4-2 la partita era ancora aperta a tutto e poi abbiamo fatto degli errori, ripeto, ma purtroppo dobbiamo fare un po' di mea culpa perché penso che la partita l'abbiamo più data a noi alla fine che guadagnata loro. Loro sono stati bravi a sfruttare le situazioni, poi chiaramente gli ultimi 5 minuti la squadra ha mollato, abbiamo preso un paio di gol chiaramente evitabili, ma ci può stare, abbiamo tenuto botta tutto questo girone d'andata con intensità e a volte può succedere.